Dai, casomai sì, mi è preferibile vedere, dai. Segue. Per forza. Cioè, mi segui, che segue? Se per cortesia Io... potete togliere l'audio vostro, dottor Cagliazzo. Grazie, arrivederci. Sì, abbassiamo il lume. Sì, chiudi quello. Penso che sia La registrazione della presentazione del libro rimane sul canale Facebook, sul canale YouTube, voi potete tranquillamente prenderla o rimbalzarla in giro come volete. Si può anche scaricare da YouTube, prendere i pezzi che volete voi. Quindi, tutti. Buongiorno a tutti, benvenuti qui a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, un benvenuto soprattutto ai nostri gentili ospiti. Io vi porto il saluto innanzitutto del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che per impegni improrogabili non può essere presente qui oggi, ma adesso vi leggerò appunto il suo messaggio, e anche dell'assessore regionale della Sanità e Sociale Manuela Lanzarin. Anche lei per impegni improrogabili non può essere presente, però ha raccomandato di portarvi il saluto per oggi. E do un saluto ai nostri ospiti, in particolare a Gianluca Santacaterina, con il quale da tempo ci conosciamo, è già stato ospite per la presentazione del suo primo libro qui in Regione Veneto. Allora, vi do lettura del messaggio che avrebbe letto il Presidente del Consiglio oggi. Buongiorno e benvenuti innanzitutto a Gianluca Santacaterina e Vittorio Zirstein, coautori del volume Pedala ancora, sempre con il cuore, che presentano oggi, e benvenuta anche Antonella Cornale, Presidente dell'Associazione Midori, organizzazione di volontariato fondata nel 2015 nel Vicentino da genitori e familiari di persone che soffrono di disturbi alimentari. Si resta ammirati davanti all'esperienza di Gianluca Santacaterina, uomo che si definisce fortunato nonostante si sia ritrovato improvvisamente in terapia semi-intensiva per 2 settimane per problemi cardiaci senza sintomi. Problemi e dolori, inaugurando così un'esperienza fatta di interventi medici e plurime operazioni. La lezione che esce dalla sua esperienza è di vita straordinaria. Come importante è il rapporto con l'associazione Midori, che affronta una realtà purtroppo in forte crescita, quella dei disturbi alimentari, malattie psichiatriche complesse che stanno vedendo un drammatico abbassamento dell'età di sviluppo di queste patologie. Gianluca Santacaterina e Vittorio Zirstein nel loro libro ci insegnano quanto conti nella vita di ciascuno di noi la capacità di resistere e mantenere la speranza di fronte alle sfide più difficili, come le malattie gravi, e come ciò sia una delle dimensioni più nobili dell'esistenza umana. La resilienza in questi momenti non significa negare la sofferenza, ma trovare di sé la forza di guardare oltre, giorno dopo giorno. È come un fiume che scorre attorno agli ostacoli. Non li cancella, ma li aggira e li sorpassa, continuando il suo cammino. Ci sono diversi aspetti che possono aiutare una persona a non demordere. Mantenere la speranza è un atto di coraggio profondo. Significa credere che ogni giorno, anche il più difficile, possa contenere un momento di bellezza, un piccolo miracolo. Significa guardare oltre la malattia, immaginare obiettivi, progetti, sogni futuri. La mente che progetta tiene accesa la fiamma della vita. È fondamentale anche prendersi cura del proprio corpo e della propria psiche con attenzione e tenerezza. Ogni piccolo gesto di cura è una dichiarazione di vita, compresa l'accettazione di quanto si sta vivendo. È anche comprensione profonda che la malattia è parte dell'esperienza umana, non la sua negazione. La vera forza non sta nell'essere invulnerabili, ma nel sapersi rialzare e continuare a sperare anche quando sembra tutto difficile. È un messaggio di speranza. La vita continua e ogni istante può contenere la possibilità di rinascita. E ciò vale per tutti, non solo per chi soffre in prima persona di una malattia, ma anche per i familiari, amici, conoscenti e degli ammalati, e a maggior ragione per questo vasto arcipelago di malattie riunite sotto la dizione di disturbi alimentari, davanti ai quali spesso famiglie e ammalati vivono spaesamenti e difficoltà devastanti. Trovo importante sottolineare che dalla vendita di questo volume è devoluto appunto all'associazione, in parte è devoluta appunto all'associazione Midori.
Gianluca è un appassionato di bicicletta ed io, questo l'avrebbe detto appunto il presidente, ma posso dirlo anch'io, essendo un praticante ciclista, da appassionato ciclista dilettante, nonché vicepresidente della Lega Ciclistica Professionisti Italiani, non posso non ringraziarlo di cuore per quanto fa. Lui si definisce, come ha già detto, un uomo fortunato. Forse siamo più fortunati noi nell'averlo conosciuto e nell'aver ricevuto da lui questo straordinario messaggio di speranza che viaggia su 2 ruote a pedali, e grazie di cuore, grandissimo, veramente eccezionale Gianluca. Grazie Gianluca, questo era il messaggio del Presidente. Anch'io mi sento onorato come consigliere di avervi qui oggi, anche perché la Regione Veneto, sapete, da moltissimi anni spinge sia nella pratica sportiva, essendo quest'anno peraltro Regione Europea dello Sport nel 2024, ma anche nella prevenzione, e lo sport è prevenzione, per cui è un tema sicuramente a noi caro, e vi ringraziamo oggi di trattare anche questo tema di disturbi alimentari, delle malattie cardiache e soprattutto della capacità di andare sempre oltre anche quando le salite sono impegnative. Grazie Gianluca e grazie a tutti. Allora iniziamo questa presentazione ufficiale. Allora la prima domanda che viene spontanea è: ma intanto perché la bicicletta? Non perché questo libro, ma perché la bicicletta, che così capiamo poi perché nasce il libro. Allora, quella che poi è diventata una passione, quasi una seconda malattia, la bicicletta, nasce per costrizione. A me piaceva correre e proprio durante una visita medico-sportiva agonistica sono stati rilevati dei problemi al mio cuore. Problemi, come ha detto il consigliere Zecchinato, completamente asintomatici, e che mi hanno fatto imboccare un processo che ha portato a 3 interventi in 3 anni. La corsa, come la pensavo io, abitando a Schio nei boschi e nelle montagne nostre, è stata quindi sconsigliata per una questione di frequenza cardiaca. Ho optato per la bicicletta, sono ben felice di averlo fatto, e quindi è quella che mi accompagna adesso nell'attività sportiva. Allora la prima cosa che l'importanza della prevenzione, bisogna fare queste visite mediche per l'attività sportiva. Allora, senza ovviamente augurare a nessuno di ripercorrere il mio percorso ospedaliero, però la prevenzione è un approccio fondamentale alla malattia, ed è uno dei punti cardini anche del progetto Pedala con il cuore. Se io non avessi fatto quella vita, pur in salute, correvo ogni giorno, non avevo mai fumato, forse non sarei qui a raccontarvi questa storia. E pertanto è una cosa che esorto sempre a fare, soprattutto se il colore della barba è bianco come il mio. O i capelli grigi come i miei, ecco, insomma, queste pantere grigie che va in giro in bicicletta comunque lascia impressionati, perché vederli andare in giro poi adesso c'è la e-bike che vi aiuta anche, può aiutare perlomeno nei momenti di estrema difficoltà. Sì, per il momento è un approccio che non ho ancora adottato, nel senso che per mia indole preferisco arrivarci con le mie forze, eventualmente abbassare l'obiettivo, ma arrivarci con le mie forze. Ecco, qua c'è l'altra cosa interessante, abbassare l'obiettivo. L'importante è fermarsi un tempo, però vi svelo un segreto: anche il presidente Zambetti, cioè, in certe salite prende la e-bike per andare a Rifugio Auronzo sulle 3 cime e Lavaredo. Me l'ha confessato ieri che è stato costretto a prendere la e-bike perché in effetti ci sono delle rampe che sono impensabili anche alla sua tenera età. Quindi, però torniamo al discorso della prevenzione, quanto conta la prevenzione all'interno di questo libro. Ripeto, è proprio uno dei 3 messaggi che ho voluto trasmettere con il progetto Pedala con il cuore, nato 3 anni e mezzo fa, insomma, poco dopo il primo dei 3 interventi. Conta molto, ma conta nel senso più ampio del termine. Io, e lo faccio con piacere in questa sede, ringrazio la sanità pubblica. Fra l'altro il consigliere Zecchinato è anche segretario della Commissione Quinta, quindi mi fa molto piacere rivolgere un grazie. La prevenzione e la cura in Veneto, e dobbiamo imparare a farci caso,
sono veramente a livelli molto alti, molto interessanti. Ho passato purtroppo parecchio tempo negli ospedali negli ultimi 3 anni e mezzo e ho trovato sempre altissima professionalità e umanità, quindi anche nel trasmettere dei messaggi la sanità pubblica, messaggi positivi di prevenzione, ha un ruolo fondamentale, non solo di cura ma anche di prevenzione. Sì, ecco, ricordiamo anche il dato che la sanità fa notizia quando è mala sanità, però per una notizia cattiva ci sono migliaia e migliaia e migliaia di cittadini che vengono quotidianamente sostenuti, aiutati, agevolati, quindi è facile, diciamo, tante volte lo diciamo noi, lo vediamo, è facile attaccare la sanità perché sbaglia e capita sbagliare, però è anche vero che la notizia buona della sanità che funziona raramente viene presa in considerazione. L'altro dato importante è quello della prevenzione. Qui abbiamo fatto più di un incontro importante sulla prevenzione, sul seguire le cure quando vengono prescritte, perché ahimè c'è anche chi abbandona le cure. Quali sono gli altri 2 punti forti del libro? Allora, gli altri 2 sono dare una speranza, nel senso che pur con il pacemaker prima e il defibrillatore adesso, io percorro chilometri e chilometri in bici, la malattia spesso ha delle componenti anche psicologiche oltre che fisiche e quindi poter essere un esempio di tenacia e forza mi dà grande piacere, responsabilità, però è uno dei punti fondamentali, dare una speranza. Magari non tutti reagiscono come me, montando in sella, andando in giro per l'Italia e l'Europa in bici. E terzo, certamente non ultimo, in termini di importanza, è ricordarsi che fare del bene fa bene. È la frase che con il coautore dottor Zinstein abbiamo ripetuto più volte anche nel primo libro. E quindi il terzo punto è creare dei sistemi di raccolta di fondi per associazioni di bambini malati o disabili o in questo caso una malattia, una patologia tutto sommato sottovalutata, non me ne volere Antonella, o poco conosciuta. Quindi questi sono i 3 punti. Con queste pedalate lunghe, lunghissime, riesco sempre a promuovere delle raccolte fondi più o meno importanti. Fra l'altro anche qui mi preme dire ringraziare gli amici sponsor che sono qui, senza i quali ovviamente anche questo aspetto non sarebbe stato possibile. È importante che il mondo del privato, delle aziende private, collabori e si dia da fare in qualche modo per aiutare, insomma, situazioni magari problematiche. Come mai ha coinvolto il dottor Zinstein? Allora, l'ho coinvolto perché ha la sfortuna di essere un mio amico, intanto, visto che e lui è un bravissimo giornalista. Quindi... E lei cosa ci può raccontare di questo libro? Io? È acceso? Ah, giù. Va? Ok. Io sono solamente fortunato di essere stato coinvolto in questa iniziativa di Gianluca, in cui mi sono fatto volentieri coinvolgere in primo luogo per l'amicizia che abbiamo. Gianluca è una delle pochissime persone che, conosciute per motivi di lavoro, posso definire amiche. Non è una cosa così frequente, così normale. E inoltre perché condivido pienamente i messaggi che lui vuole diffondere con la scrittura di questi 2 libri. Io sono assolutamente pigro, gli ho detto se vuole lo seguo in Vespa, ma non riuscirà mai a farmi pedalare, eccetera. Però ecco, la possibilità di collaborare a questa iniziativa mi è piaciuto poter aiutare, mi è piaciuto poter essere anch'io in un certo senso, anche se solo in piccola parte, coprotagonista delle sue avventure. E questa è stata la cosa forte. Peraltro voglio dire, probabilmente davvero abbiamo avuto la fortuna di trovarci in sintonia per molte cose. Apprezzo molto al di là della forza d'animo e della capacità di reazione, che non è da tutti, raga. Dopo 3 operazioni vi voglio vedere chi di noi, io
lo ammetto, no, avrebbe il coraggio di fare le follie che fa, che fa Gianluca. Credo molto pochi. Al di là di quello apprezzo anche il modo di pensare, il fatto che comunque apprezzi la sanità. Certo, siamo in una regione dove la sanità è un'eccellenza, voglio dire, non è lo stesso in tutta Italia, però riconoscere anche quelle che sono le realtà positive. Noi giornalisti, è vero, non siamo, voglio dire, siamo più orientati alla questione che se un cane morde un uomo non è notizia, se è l'uomo che morde il cane invece sì. Però forse con la diffusione appunto ancora più esacerbata dai social network, dalle notizie dal basso, di ciò che è negativo e ciò che fa clickbait, come si dice, eccetera, poter raccontare cose positive come la positivissima esperienza di Gianluca con la sanità pubblica e la sua avventura, la sua vita, la sua esperienza, e in questo caso è questo l'uomo che morde il cane e non il contrario. Sì, poi io posso confermare una cosa che ha detto il dottor Zierstein, che è un ottimo giornalista, direttore, e ha detto tra le righe: io sono pigro. E i giornalisti hanno una capacità di essere pigri che è incredibile. Pensate, grandissimi esempi anche di giornalisti sportivi, tipo Barrera era un genio, il della maestro del scrittura, giornalismo sportivo, maestro, esatto, però anche maestro di una diciamo non dico stile di vita, ecco, non era esattamente il massimo della salute. E qui arriviamo all'associazione Midori e alla signora Alessandra Antonella, scusa. E ascoltandola prima mi veniva in mente Feuerbach: noi siamo quello che mangiamo. E qua allora Elia ha perfettamente ragione quando dice che i disturbi alimentari sono sottovalutati dall'opinione pubblica rispetto a quello che è la dimensione di questo fenomeno, che purtroppo invece è devastantemente grande, sì, con degli esiti incredibili, perché non c'è soltanto l'ammalato, c'è tutta la cerchia degli amici e parenti che trovano anche un'estrema difficoltà nell'avvicinarsi a questo tipo di problematiche, perché un malato di cuore in qualche modo te riesci, sta calmo, non sta agitato, cioè c'è la capacità e l'abitudine mentale, diciamo. Davanti invece ai disturbi alimentari si apre un mondo che è tutto quanto da scoprire, che ti mette in difficoltà. Ecco, se può dirci qualcosa dell'attività della vostra associazione. Beh, intanto grazie a tutti per questo invito, a Gianluca, al Consiglio regionale, e io sono onorata di essere qui a rappresentare l'associazione e anche molto emozionata, perché io parlo sempre a nome delle famiglie. E io sono un genitore di una persona che ha avuto questi disturbi e, come lui, a seguito della mia esperienza, assieme ad altri 4 genitori ho fondato l'associazione Midori. Queste sono malattie molto complesse perché partono dalla mente, cosa che nessuno pensa, e poi si sviluppano sul corpo. Quindi sono malattie che durano innanzitutto molti anni, c'è un tempo medio di malattia che va dai 4-5 anni, quindi lungo. Quando una persona si ammala, noi diciamo sempre è come parlasse un'altra lingua. Bisogna capire quello che dice, bisogna interpretare quello che dice, e questo a seguito anche di tanti errori nostri, dei familiari. Noi ci riteniamo fortunati perché la Regione Veneto è una delle regioni che ha più servizi di cura in Italia, anche se non sono sufficienti, perché voi dovete sapere che in Italia sono ammalati circa 3 milioni e mezzo, quasi 4, di persone, e mediamente ci sono 4.000 morti all'anno, perché è la seconda causa di morte per i giovani dopo gli incidenti stradali, e quindi è una malattia molto complessa. Ci si può curare solo nei servizi dedicati, specialistici, quindi noi invitiamo sempre le famiglie a non fare il mai fai da te, perché non porta da nessuna parte, anzi si perde un tempo molto prezioso di cura, e le famiglie, le associazioni soprattutto, e anche qui il Veneto è virtuoso perché siamo in 8 associazioni,
Noi siamo della provincia di Vicenza, ma ce ne sono altre 7 sparse in tutta la regione. Le nostre attività più importanti che facciamo proprio per le famiglie sono accoglierle ai nostri sportelli di ascolto, dove volontari che sono esperti per esperienza personale o esperti perché li abbiamo educati accolgono le famiglie, capiscono le loro esigenze e le indirizzano alle cure. Quindi li invitiamo ad andare nei centri specifici. Noi ad esempio in provincia di Vicenza abbiamo un centro pubblico. Okay, poi c'era un centro convenzionato, c'è ancora tuttora un centro convenzionato, ma questi sono i servizi perché servono equip multidisciplinari. Quindi noi accogliamo le famiglie, diamo informazioni, li inviamo dal proprio medico di base e pediatra per accedere ai servizi pubblici. E poi facciamo un'altra attività che è molto importante, e cioè il gruppo di automutuo aiuto. Cioè vuol dire che noi ogni 15 giorni ci ritroviamo, noi ne abbiamo 2 ad esempio, uno a Valdagno e uno a Montecchio, e in questo gruppo di automutuo aiuto le persone si condividono la propria esperienza, anche perché noi accogliamo persone che sono curate in diverse parti, non solo nel centro di Vicenza, e questo serve soprattutto al familiare, quindi noi lì abbiamo genitori, compagni, mariti, sorelle di persone che soffrono di questi disturbi, e durante i nostri incontri si riesce un po' alla volta a capire la persona che sta male, a condividere, a depotenziare l'ansia e a diventare la risorsa, perché il familiare, il genitore è la risorsa nella cura, cioè noi dobbiamo stare dentro la cura, non fuori. Ascoltandola ci si emoziona. Sono anch'io emozionata. Ecco, non si preoccupi, siamo in 2, anche perché ho avuto anch'io l'esperienza e vedere che cosa sono queste malattie, e condivido pienamente il vostro lavoro, ma dico, abbiamo anche bisogno di un'altra cosa, quella di, ne ha accennato lei prima, di far conoscere all'opinione pubblica l'esistenza di questo problema, che è molto più vasto, che colpisce tantissimo i giovani e, come ha detto la signora Antonella, è lungo. Sono malattie che hanno, al limite possiamo anche dire che tante volte non bisogna mai abbassare la guardia, mai, perché è un po' come la malattia del cuore, che non è che non è il dente tolto e abbiamo superato il problema, sono proprio abitudini, modo di rapportarsi, modo anche di essere vicino. Io ricordo con grandissimo dolore una dottoressa del pronto soccorso di Vicenza, affetta da anoressia, una figura incredibile che curava, è un'anoressica che lavorava al pronto soccorso e che purtroppo ci ha abbandonati. È una bellissima figura di persona, no? Però questo per darvi l'idea di quanto era un medico specializzato di pronto soccorso, quindi di terapie intensive, come anche lei avesse da combattere e come sia stato difficile e impossibile nel suo caso. Diciamo che le cure sono fondamentali, no? Perché quando una persona chiede aiuto o il familiare chiede aiuto, il disturbo è già lì mediamente da 1 anno e mezzo, 2. È quando compare, no, che si chiede aiuto. Quindi tutta la famiglia viene coinvolta, c'è un isolamento perché la persona rifiuta anche le convivialità, quindi è difficile portarla, non so, a fare un pranzo, no? Stare al bar con gli amici, e soprattutto c'è un isolamento, proprio cambia totalmente l'umore della persona. Questo è il segnale più lampante del disturbo, al di là del dimagrimento, anche perché non tutti dimagriscono, non c'entra il peso, c'entra proprio la persona. E soprattutto queste sono malattie mentali, no? Noi lo diciamo sempre, non sono malattie fisiche, però diciamo anche che la mente ha pari dignità di qualsiasi altra parte del corpo, quindi non bisogna né vergognarsi né avere paura di chiedere aiuto.
Noi questo lo stiamo vedendo perché in 10 anni di attività abbiamo visto proprio la differenza dall'inizio, quando i genitori venivano spaventati e molto pieni di sensi di colpa, perché il genitore subito si riempie di sensi di colpa, mentre adesso chiedono aiuto con più, direi anche cognizione, grazie anche a tutta l'informazione che facciamo. Allora, e qua ritorniamo al libro, perché bisogna pedalare Sì. sempre, pedalare col cuore, ma anche con fiati del cervello, perché ce l'ha raccontato, cioè, non basta pedalare con il cuore, però sta attenti, se a salita, se la pendenza si fa dura, smonta la bicicletta e torna in Rio. Non dobbiamo aver paura di fare brutta figura tornando indietro e chiedendo anche aiuto. Assolutamente. No? E da questo punto di vista cosa ci racconta il libro? Il libro ci racconta, allora intanto è una prosecuzione del libro scritto e pubblicato lo scorso anno, sempre con l'aiuto e la pazienza di Vittorio. E ci insegna, scusate, ci insegna di quanto importante sia lo sport, l'attività fisica, proprio come terapia, letteralmente. Ci insegna di quanto importante sia fare anche i conti con noi stessi. La bicicletta e le lunghe pedalate che io faccio, e sono lunghissime, veramente, mi fanno stare ore e ore da solo, nel nulla. Quando sei solo non puoi fare a meno di pensare, mentre durante la giornata hai 1000 impegni. Quando sei solo pensi e lì ti entrano in testa quelli che nel libro chiamo i mostri, no? E quindi devi imparare ad affrontarli, a convincerli e appunto a fare i conti con te stesso. Ed è una consapevolezza fondamentale per poter star meglio con te e con gli altri. E poi aggiungo una cosa, non dico per sdrammatizzare, però è interessante che questo discorso... quante volte vi siete chiesti, ad esempio, ma come faceva Dante Alighieri a sapere tutte ste robe? Perché lui non andava in bicicletta, però già è costretto a muoversi a piedi e a camminare ore ed ore. Si ripeteva in testa nozioni, notizie, pensieri, li sviluppava, aveva il tempo. E qui c'è una cosa che mi viene da dire rispetto anche al libro, rispetto anche alle... Noi che corriamo sempre, magari non abbiamo neanche il tempo di pensare. Andiamo più lenti e magari con la pedalata giusta troviamo il tempo anche di pensare a noi stessi, di vedere che questa macchina non possiamo portarla agli estremi, che lo stress, che certe condizioni di vita che vengono in qualche modo imposte dai ritmi della nostra società sono violentemente innaturali. Avevamo anche un collegamento esterno. Abbiamo il collegamento? Allora diamo la parola anche al signor Cagliazzo che ci sta, dottor Cagliazzo, che ci sta seguendo da un'automobile. Esatto, fortunatamente non guido, ho il collega al mio fianco, mi scuso per l'habitat non proprio ideale, ma non potevo esimermi da questo incontro perché la natura e i contenuti sono estremamente nobili, come nobile effettivamente anche l'iniziativa di Gianluca che saluto affettuosamente. Io sono il dottor Fabio Cagliazzo e sono un consigliere di amministrazione di Sport e Salute. Effettivamente il binomio è perfetto, la presentazione del libro, testimonianza di Gianluca, rispecchia esattamente la mission di Sport e Salute. Non per questo sport ha una forte coniugazione con la salute. Noi abbiamo come società per azione in ausa del governo, perché effettivamente il socio maggioritario, il MEF, abbiamo ritenuto opportuno sposare anche questa metodologia di studio e soprattutto di cultura attraverso la scuola. Mi permetto di ringraziare il Ministero dell'Istruzione e del Merito nella figura del professor Giuseppe Valditara, il quale ha voluto rigorosamente inserire nelle scuole non soltanto un piano industriale che vada a rivedere effettivamente l'impiantistica sportiva, cari amici, perché è pur vero che la Regione Veneto è una regione particolarmente virtuosa e ne do atto, ma è pur vero che purtroppo, ahimè,
abbiamo delle strutture nell'ambito sportivo per quanto riguarda l'impiantistica scolastica deficitarie. Sport e Salute ha adottato un piano industriale economico importante, partendo sicuramente dalle isole, dal sud e salendo verso il centro e il nord, perché dobbiamo necessariamente riempire questo gap, perché come diceva giustamente Gianluca e tutti quanti presenti, lo sport, alias terapia occupazionale, è un benessere psichico, ma soprattutto fisico. Aggiungo ancora la bicicletta. Beh, ero in ritardo con il collegamento perché eravamo nel CDA di Sport e Salute. Adesso abbiamo portato avanti un progetto Bici in città, quindi stiamo in qualche modo non soltanto rivalutando, ma potenziando le piste ciclabili. Lo so, è poco perché effettivamente quello che noi stiamo facendo è ancora poco, ma sono convinto che, come dice Gianluca nel suo libro, pedalata dopo pedalata, riusciamo a raggiungere quegli obiettivi che sembrano lontani, ma in effetti sono molto vicini. Immaginate che, non voglio dilungarmi perché la discussione che state affrontando, l'argomentazione dai disturbi alimentari, che non vanno assolutamente dissociati sull'aspetto sportivo, ma soprattutto psichico, è di tale importanza, quindi non voglio tediarvi troppo, però ecco, volevo specificare un passaggio fondamentale. Oggi noi con la seconda legislatura di Sport e Salute abbiamo accostato 5 milioni di persone ad avvicinarsi al movimento, perché poi effettivamente qual è l'obiettivo? L'obiettivo è far comprendere effettivamente che muoversi nel vero senso della parola è un benessere. Quindi ben 5 milioni di persone, di cittadini italiani, hanno ben compreso che la pigrizia dettata per negligenza, dettata per superficialità, dettata sicuramente anche per, parliamoci chiaramente, anche falsa ipocrisia, non ho tempo, non è assolutamente più ammissibile, perché avete toccato un argomento fondamentale che è il concetto di prevenzione, è un concetto che abbatte anche i costi sanitari. Quindi io ringrazio Gianluca per avermi invitato, vi porto i saluti ovviamente miei, ma di tutto il consiglio di amministrazione, ma ancora di più vi voglio ringraziare, caro Gianluca, perché il tuo libro, come tu ben sai, ti ho mandato una fotografia, l'ho divorato nell'arco veramente di pochissimo tempo. Ma ancora di più voglio ringraziare te e tutti quanti presenti, perché sono queste le testimonianze che danno vita a una speranza, e la speranza non deve mai morire. Grazie. La ringraziamo. Qui non so se le giunge l'applauso. Grazie, sì, mi giunge, assolutamente ricambio con grande affetto. Mi dispiace, io domani sono a Lecco per altri motivi, per altri convegni, ma non mancherà l'occasione di venire a trovarvi perché peraltro con la Regione Veneto ho un affetto particolare. Grazie a tutti quanti voi. Grazie a lei. Grazie Fabio. Ecco qua. Niente, Gianluca, grazie a te. Io vi faccio notare che la parola pigrizia, ai noi. Qua mi mette di fila, però deriva da piger, pigra, pigrum in latino, che a sua volta deriva dal greco, che è aergos, che vuol dire non lavora. Allora, non lavora. È quello che non lavora, cioè non c'è soltanto il movimento, ma c'è proprio un atteggiamento mentale del pigro che va superato, cioè bisogna lavorare e avere questi impianti, perché anche qui c'è il problema impianti, strutture, nel caso del ciclismo le piste ciclabili, nel caso dei giovani direi tantissime palestre, e anche una cosa che mi sembra di vedere in questi ultimi anni, la forte valorizzazione degli sport minori. Cioè non esiste solo il football a questo mondo, esistono tantissimi sport minori che vanno valorizzati perché diventano proprio delle autentiche palestre di vita che hanno la possibilità di fare movimento, costruire veramente il movimento del movimento e del far stare le persone tra le persone. Perché altra cosa che è drammatica, perché è vero che quando uno va in bicicletta è da solo con se stesso, però segue il suo battito cardiaco, sente il battito, sente
il respiro farsi affannoso, ma c'è un altro tipo di solitudine e non è una solitudine pericolosa. C'è un'altra solitudine, che è questa, la pigrizia del social, chi vive solamente sulla rete e che dalla rete magari prende anche messaggi sbagliati. Molti disturbi dell'alimentazione nascono anche dall'isolarsi, dal non vivere in una comunità. Lo sport è un fenomeno di comunità. I greci fermavano le guerre per le gare. È un evento che dovrebbe raccoglierci tutti e per questo dobbiamo, a mio avviso, sostenerlo sempre di più, assieme alla prevenzione, assieme alla divulgazione, perché una delle cose che colpisce è come di una malattia di questo tipo, ma anche delle malattie cardiache, attenzione, come nel sistema televisivo, e penso in particolar modo al sistema televisivo pubblico, perché il privato può fare quello che vuole dal mio punto di vista, ma il televisivo pubblico no, come non ci siano queste azioni di coinvolgimento e informazione. Allora, diciamo che la prevenzione è molto difficile, si deve parlare di sensibilizzazione, ok? E noi lo facciamo ad esempio nei progetti scolastici. Noi andiamo nelle scuole superiori, classi seconde, con il progetto Alimentazione che Gianluca sostiene con il suo libro, invece andiamo nelle scuole medie da quest'anno. Sempre classi seconde delle scuole medie e con un progetto pilota anche nelle elementari, terza, quarta e quinta. Qui nelle medie, ad esempio, noi facciamo educazione alimentare, la facciamo con delle dietiste esperte sui disturbi alimentari, dopodiché facciamo formazione agli insegnanti e ai genitori con psicoterapeute e dietiste, mentre alle superiori interveniamo proprio con i ragazzi non parlando direttamente del disturbo alimentare, perché questo è il grosso problema, come se ne parla, chi ne parla, cosa dice, ma giriamo attorno al problema parlando del nucleo del sé, dell'autostima, dell'accettarsi e soprattutto anche esattamente dello stare in mezzo agli altri, perché noi che da anni che andiamo nelle scuole abbiamo visto che ultimamente i ragazzi sono molto soli, fanno molto meno sport di una volta. I primi tempi, quando chiedevamo chi di voi fa sport, quasi tutti alzavano la mano, ultimamente pochissimi. Ce lo siamo anche chiesto perché, no? Oppure tanti hanno abbandonato lo sport agonistico. Okay? Quindi i ragazzi sicuramente sono più fragili, molto più di prima. Tanti dicono che il Covid ha aumentato queste patologie. Noi diciamo che il Covid è stato un detonatore che ha dato la scintilla, ha dato il risalto a tanti invece fragilità che ci sono, perché comunque i disturbi alimentari che fanno parte della salute mentale ci dicono che ci sono tanti disagi mentali nei giovani. Questo dovrebbe essere anche una nostra preoccupazione della comunità, della società. Qui c'è anche una cosa molto bella che raccolgo, le morti improvvise. Avete idea di quante morti improvvise ci sono state post-Covid? In realtà probabilmente è un fenomeno in qualche maniera naturale. Il signor Gianluca lo ha testimoniato. Lui potenzialmente poteva rientrare nella categoria degli improvvisi. Perfettamente, visto che poi si è scoperto, sempre grazie a un bravissimo medico che mi segue, il primario del reparto di cardiologia dell'ospedale di Sant'Orso, che purtroppo oggi era impegnato, altrimenti sarebbe stato bello averlo qui, il dottor Giovanni Morani, che mi ha mandato a fare un test genetico e si è scoperto che la serie di problemi, di sintomi o di non sintomi erano dovuti proprio a una mutazione di un gene, fra l'altro una mutazione piuttosto complessa perché avrebbe potuto portare all'arresto cardiaco in qualsiasi momento, senza motivo particolare, improvvisamente. E quindi conseguentemente sì, sarei stato probabilmente uno delle persone oggetto di scontri su scuole di pensiero sui social, no? Però vabbè, anche su questo nel libro ne parlo, bisogna ritornare veramente con i piedi per terra
È troppo facile fare i medici, lo scriviamo da Facebook, laureati nell'università della strada, insomma sono... Abbiamo a Kirstein, questa è la storia dei medici del dottor Google. Del dottor Google, e sì, purtroppo è una tendenza emergente. In realtà non ne conosciamo veramente i numeri. Verosimilmente, visto poi anche le percentuali parlando appunto del Covid, di vaccinati, eccetera, non sono una maggioranza, anzi sono una minoranza, ma che fa un gran casino. E quindi riesce ad avere molta più rilevanza del peso reale che ha. A me è piaciuta molto una frase di Antonella quando ha detto che il cervello ha la stessa dignità di tutti gli altri organi. Purtroppo, culturalmente, immagino, siamo portati a pensare che una malattia di origine organica sia una malattia seria, una malattia di origine psichiatrica, psicologica, comunque che non abbia una causa e probabilmente anche effetti diretti su parti del fisico, sia in realtà qualcosa che non è reale. E non è così. E proprio da questo punto di vista è importantissima l'educazione, importantissima la formazione, importantissima l'informazione, che in qualche modo, al di là delle esperienze di Gianluca, cerchiamo di fare anche noi con i nostri libri, nel senso che non veniteci a raccontare fandonie, ok? I numeri ci sono, tutti i numeri vanno interpretati, no? Come dicono gli statistici, se tu maltratti abbastanza un numero ti dirà quello che vuoi, lo puoi torturare, eccetera. Però i numeri ci sono e sono reali e sono la base poi effettivamente per prendere le decisioni giuste, soprattutto dal punto di vista politico, poi spettano le decisioni giuste per intervenire sui problemi reali delle persone. Allora, scienza e coscienza. Scienza e coscienza. Scienza e coscienza. E mai dimenticare che ricordare significa portare al cuore. È un'operazione che parte dalla mente ma riporta al cuore e all'esperienza vissuta. Diciamo che questa nostra presentazione non si conclude qui, deve continuare, e l'invito che facciamo è ovviamente ad acquistare il volume per aiutare l'associazione, ma soprattutto anche per prendere coscienza della possibilità che tutti siamo malati di qualcosa, però tutti quanti possiamo, nel rispetto del nostro corpo e di quanti ci stanno anche vicini, superare le malattie, possiamo vincere quella cima coppi che è la malattia che abbiamo davanti, e inviterei di nuovo il dottor Cagliazzo ancora vuole intervenire. Ah, perfetto, scusate, gli diamo ancora la parola. No, non era un intervento, era doveroso ringraziarvi e salutarvi perché purtroppo ho raggiunto la postazione e ho un altro meeting e devo lasciarvi. Volevo innanzitutto specificare che l'Italia, oltre ad essere un paese straordinario per le sue meraviglie storiche, è un paese straordinario anche per il welfare. Quindi noi siamo veramente i capofila sullo spirito di socializzazione e aggregazione umana. Quindi ancora grazie per tutto il lavoro che state facendo e voglio ancora una volta abbracciare Gianluca, non troppo forte, ma sono convinto che il suo cuore è in grado di sostenere il mio abbraccio. Ciao, grazie Gianluca. Ciao, grazie Fabio. Grazie. Allora, con questo dato che confermo anche statisticamente, perché la spesa media pubblica pro capite italiana rispetto al dato sanitaria pro capite rispetto al dato delle persone curate e l'aspettativa di vita è tra le più alte al mondo come risultati, cioè al terzo o quarto posto. Quindi parliamone sempre male della sanità, perché bisogna sempre stare col fiato addosso, però sappiamo anche che abbiamo delle grandissime scuole, siamo nella città che per prima si inventò la salute pubblica nel 1300, costituendo poi i lazzaretti, inventandosi anche, questa magari non la sapete, però il Green Pass lo ha inventato Venezia, si chiamava fede sanitaria, e durante l'epidemia di peste bisognava esibire questa fede sanitaria perché bisognava fermare gli appestati,
E non solo, Venezia informava tutta l'Europa degli andamenti delle pandemie, anche i nemici, stampava dei notiziari di sanità che venivano mandati anche ai nemici, perché i nemici è vero, però business si fa con tutti e se si ferma il business qua is guai. A proposito, invito il consigliere a chiudere lui i lavori e a dare un gentile omaggio. Prego. Beh, innanzitutto farei un applauso al dottor Franzina perché è stato veramente bravo. In conclusione, anch'io non posso che ringraziarvi della presenza di oggi e anche dell'esposizione che c'è stata. Come dicevo, 2024 Veneto Regione Europea dello Sport. Anche qui 2 dati velocemente: siamo al secondo posto come numero di tesserati e al terzo per società sportive, per far capire il fenomeno legato allo sport. E questo è importante dal punto di vista della prevenzione, dicevo prima. Oltre ai disturbi alimentari, un grosso problema è la sedentarietà. Pensate che la sedentarietà fa gli stessi danni che fa il fumo, quindi a volte non ci pensiamo, però se dobbiamo parametrare appunto gli effetti del non fare attività e di stare fermi, li possiamo paragonare veramente a quelli del fumo. La Regione Veneto anche su questo è molto impegnata, dicevo, e altrettanto adesso con le ciclabili. In particolare da poco abbiamo inaugurato il quasi completamento dello Stiglia a Treviso, ed è una delle ciclabili che rientra nel progetto Green Tour, ed è quel progetto che vuol dire sì pedalare, muoversi, ma soprattutto è volto alla salute, al benessere e alla prevenzione. Ecco, io qui chiudo ringraziandovi. So che dobbiamo chiudere con la consegna di un paio di omaggi ai relatori, quindi a Gianluca e a Caterina. E a Antonella ci penserò io e porterò i fiori, non gli hanno dato il libro. No,